cariche di attesa per la famiglia Sabadin a Santa Maria di Sala dopo l'arrivo degli agenti italiani in Brasile per prelevare Cesare Battisti, latitante dopo l'estradizione. A Venezia l'ultima messa di Donda Antiga a San Giuliano prima del contestato trasferimento, centinaia di fedeli hanno riempito la chiesa tra commozione e amarezza. E al termine della messa un gruppo di fedeli agguerrito si è recato al patriarca Moraglia che li ha accolti nonostante gli attacchi. Indagato dalla Procura di Venezia per falso, 2 sindacalisti della CGIL avevano denunciato 23 tentativi di aborto negato. 16enne del veneziano arrestato per gravi lesioni alla mamma, da tempo la donna subiva violenze e soprusi da parte del figlio. 25enne di Venezia arrestato a Treviso dalla polizia lagunare, spacciava droga ai giovani in cerca di sballo, addosso aveva chetamina ed ecstasy. Si definiscono le sentinelle dell'aria, associazione veneziane oggi in passeggiata pacifica per protestare contro le cattive condizioni dell'aria a Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali ci riporta a Santa Maria di Sala con lo sguardo al Brasile. Ore cariche di aspettativa, di attesa per la famiglia Sabadin a Santa Maria di Sala, in attesa di conoscere se gli agenti arrivati in Brasile, agenti italiani, come ha scritto Globo News, quotidiano online in Brasile, sono riusciti a rintracciare e a fermare il terrorista Cesare Battisti, per quale è stato firmato l'arresto e l'estradizione ieri sera, e che si è reso latitante subito dopo. Sentiamo. Agenti italiani sono arrivati in queste ore in Brasile, pronti a prelevare il terrorista Cesare Battisti, che però è ancora latitante dopo il via libera all'estradizione concessa ieri sera dal presidente Michel Temer. Ho ricevuto un messaggio da un corrispondente amico in Brasile che mi riferiva che c'è stato questo mandato di arresto per Battisti. Battisti che però adesso... Subito dopo ho ricevuto un altro messaggio dicendo che col contenuto che il Battisti è introvabile. Così Adriano Sabadin, il figlio di Lino, quest'ultimo barbaramente ucciso dal terrorista rosso nel febbraio del 79 nel suo negozio. In questa macelleria a Caltana di Santa Maria di Sala la famiglia con il figlio Adriano torna a chiedere giustizia e lo fa in un modo decisamente originale e creativo, sebbene ancora molto tragico. Cesare Battisti, condannato a 2 ergastoli in Italia, accusato di aver preso parte a 4 omicidi dopo essere scappato in Brasile come rifugiato politico, ora è di nuovo in fuga anche dal paese carioca, ridiventando ancora latitante e creando nuovo sconforto anche nella famiglia Sabadin, che non scrive solo a Babbo Natale. Sì, ho inviato anche una richiesta al ministro Salvini dicendo di aiutarmi all'estradizione di Battisti. Quando l'ha scritta questa lettera ha ottenuto qualche risposta? Per il momento no, però so che stanno lavorando con molto entusiasmo e con vivacità a questa cosa. Per la famiglia Sabadin sarà un altro Natale carico di dolore e tristezza, sapendo che l'assassino del padre dopo 40 anni è ancora impunito e libero. E il dolore ogni volta che si parla è un continuo accendersi. E appunto, come dicevamo, proprio in queste ore la notizia rimbalzata dal quotidiano online Globo News dell'arrivo di agenti italiani proprio per mettersi sulle tracce di Battisti. Vedremo nelle prossime ore gli sviluppi. Adesso a Venezia, per una storia di tutt'altro tenore, evidentemente l'ultima messa, quella di oggi per Donda Antiga a San Giuliano, prima del contestato trasferimento di cui si è parlato in questi giorni, centinaia i fedeli che hanno riempito la chiesa per salutarlo. Ultimo giorno, ultima messa di Don Massimiliano d'Antiga qui nella chiesa di San Giuliano, oggi a Venezia.
Oltre 300 fedeli commossi ma anche amareggiati si sono recati nella chiesa di San Zuliano, a pochi passi da piazza San Marco, per l'ultima messa di Don Dantiga, che dopo 18 anni sarà trasferito proprio nella basilica per decisioni superiori, fermamente contrastate dai tanti fedeli che hanno anche inviato 500 lettere al Papa per evitarlo. Io mi sento contento perché questa presenza attesta un po' i frutti di quello che ho cercato di seminare in questi 18 anni, cioè di valorizzare il rapporto umano con le persone. Io sono veneziano proprio di questa città, nato qui, vissuto qui, e la caratteristica di noi veneziani è quella di coltivare la prossimità, i rapporti umani con le persone, e questo mi ha servito per coltivare quella dimensione della compassione verso quelli che hanno bisogno. In questi anni Don Massimiliano è stato particolarmente accanto ai genitori provenienti da ben oltre Venezia che hanno perso un figlio, dando vita al gruppo Genitori con i figli in cielo. Molti di loro senza di lui si sentiranno persi. Nonostante le polemiche però il parroco si dice sereno, anche se bisognoso di riflettere. Mi prendo un periodo di riflessione e di preghiera e spero che questo serva un po' a calmare le acque anche della gente che protesta, che fa fatica, e poi essere così più sereno anche nel vedere le proposte del Patriarca con un atteggiamento più libero, ecco, rispetto all'emotività del momento. Ecco. Un messaggio però lo vuole dare. Il rischio altrimenti è quello di dare l'impressione di un governo con scelte estemporanee, fatte anche con buona coscienza e credendo di fare il bene, ma che tante volte non tengono presente del fattore umano. Io dico, in un tempo in cui abbiamo Papa Francesco che ci dice questa necessità di coltivare i rapporti umani, io sono rattristato che si parli di riorganizzazione della comunità marciana quasi fosse un'azienda da riorganizzare, non so, e quindi io avrei preferito un altro linguaggio, un altro modo di porsi che partisse dalla gente e non dalla riorganizzazione in sé. Ma questa è una scelta che non dipende da me, per cui io dico, come diceva Papa Luciani, chi è vescovo faccia il vescovo, chi è prete faccia il prete, ognuno si prende le sue responsabilità davanti a Dio e ognuno fa quello che può. Grazie mille. L'abbiamo visto proprio in queste immagini, sconvolte, amareggiati e anche arrabbiati, tanti fedeli che non accettano il trasferimento di Don Dantiga a San Marco. Sentiamoli. È un uomo santo, questa persona, ha salvato tante di quelle anime che lei non ha nemmeno l'idea, compresa l'anima di mia sorella e mio cognato. Da 30 anni non andavano in chiesa e sono venuti una volta e per fortuna si sono salvati, sono morti in grazia di Dio, per merito suo. C'è da parte di tutti i parrocchiani una grave perdita per le qualità di questo sacerdote che come dire, insomma, ecco, sono anche commosso. Tutti siamo sconvolti perché era un punto di riferimento affettivo e spirituale, perché in effetti, e poi sotto Natale è una cosa che ci colpisce ancora di più, che è sempre stato disponibile, poi c'è un calore che trasmette che altri, mi dispiace dirlo, non hanno, e quindi questo si percepisce perché lei ha visto la risposta di tutti i fedeli oggi in chiesa, sono tanti e tutti hanno i miei stessi sentimenti di, non dico disperazione perché sarebbe esagerato, ma proprio manca un qualcosa di fondamentale nella nostra vita. Tutti ci stiamo chiedendo domani dove andiamo a messa. Ce l'hanno portato via di proposito per il loro interesse personale. E questo la fa arrabbiare? No, mi fa male al cuore. E poi ci sono i fedeli che si sono arrabbiati sul serio e sono andati a chiedere spiegazioni per l'ennesima volta, forse l'ultima, al Patriarca di Venezia, Moraglia. Hanno recitato un rosario di protesta davanti al Palazzo Patriarcale e poi una cinquantina di fedeli sono entrati nell'atrio della Curia dove il Patriarca Moraglia li ha incontrati. Io ho perso la fede, sono sincera, perché ho perso mio figlio 8 anni fa. E da 1 anno e mezzo è morto anche mio marito, sicché sono da sola.
Lui mi ha risollevata, ho trovato la forza di andare avanti perché non ci riuscivo, ero a terra. Io vorrei avere il diritto di avere Don Massimiliano. I toni non erano certo dei più miti e il patriarcato in una nota ha espresso successivamente vero dispiacere per questo, assicurando comunque la continuità delle iniziative messe in piedi da Don D'Antiga. Abbiamo bisogno in San Marco di una persona, lui ha detto, io non voglio parlare di casi personali, però quando una persona dice che ha il carisma dell'ascolto e dell'accoglienza, che ascolta le persone e accoglie, io lo mando dove è possibile confessare e abbiamo bisogno di confessioni, dove si celebra l'Eucaristia, che è la cosa più grande che un prete che possa fare, nella chiesa maggiore della diocesi, che è la cattedrale di San Marco. E le dico anche un'altra cosa, non lontano da dove era prima, con la possibilità, scusate, con la possibilità di seguire il gruppo dei genitori che hanno giovani in cielo, cosa che è stata detto subito a tutti già domenica sera. Nel lungo confronto con i fedeli, il patriarca ha raccontato che lui stesso in passato si è trovato in una situazione simile. Quando il vescovo mi ha detto tu devi lasciare, io mi ricordo che nell'ultima messa i ragazzi hanno detto andiamo noi dal cardinale e gli diciamo che ti lasci. Gli ho detto non lo fate, perché se faceste una cosa del genere io avrei fallito con voi. Loro hanno pianto ed è stata una delle poche volte in cui ho pianto nella mia vita e non riuscivo a finire la predica. Nonostante l'atteggiamento ostile di alcuni fedeli nei suoi confronti, Moraglia si è dimostrato sempre capace di ascoltare e soprattutto rassicurare chi si trovava lì. Adesso cambiamo argomento, indagate per falso 2 sindacaliste della CGIL, sentite perché. Abbiamo tentato di abortire 23 volte, così 2 sindacaliste, ma era tutto falso. Ecco che le 2 sindacaliste veneziane della CGIL sono ora indagate dalla Procura di Venezia per diffamazione aggravata dopo le accuse di ostacolo a interrompere la gravidanza che erano state mosse contro il Servizio Sanitario Locale Veneto. Lo rende noto la Regione del Veneto. A entrambe, infatti, è stata notificata la conclusione delle indagini preliminari assieme all'avviso di garanzia. Gli accertamenti partiti dalla denuncia di una delle 2 donne, supportata dalla seconda, di aver tentato invano di abortire in 23 strutture ospedaliere sino all'intervento della CGIL, hanno verificato che la denuncia era falsa. Secondo la Procura, la prestazione di interruzione della gravidanza, fornita e garantita dal Servizio Sanitario, è stata pienamente rispettosa dei tempi previsti dalla legge ed è intervenuta senza alcuna interposizione della CGIL. Ritenendo di aver subito un grave danno d'immagine dall'azione delle 2 sindacaliste, la Regione del Veneto si riserva di costituirsi parte civile nell'ambito del procedimento. Una storia di violenza tra le mura domestiche. I carabinieri di Venezia hanno dato esecuzione a un provvedimento di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 16enne veneziano per maltrattamenti in famiglia. 16enne da circa 2 anni, era diventato aggressivo, scontroso e maleducato, ribellandosi alle regole della mamma con i ritardi al rientro a casa, finché è arrivato poi in più occasioni ad alzare le mani nei suoi confronti. La situazione è apparsa subito ai militari molto tesa, la mamma stanca e spaventata dal figlio e poi dalle reiterate minacce e accertate lesioni subite dal figlio, che è stato appunto arrestato e condotto presso un centro rieducativo minorile. E adesso un'operazione della polizia invece in trasferta a Treviso per bloccare un 25enne che aveva con sé ecstasy e chetamina in grosse quantità. Stupefacente che era destinato ai giovani in cerca di sballo nei locali. È stato arrestato a Treviso dalla polizia di Venezia per spaccio di droga a un 25enne. Il giovane era in possesso di ben 950 pastiglie di ecstasy a forma di testa di rana e di omino e circa 150 grammi di chetamina. Gli agenti hanno avvicinato l'uomo per strada, poi sono andati nella stanza d'albergo dove alloggiava. Perquisita la camera, i poliziotti hanno trovato le sostanze stupefacenti, l'elevato numero delle pastiglie di ecstasy, considerato
dato che ogni singola pastiglia rappresenta una dose, nonché il quantitativo consistente della chetamina avrebbe consentito di confezionare più di 300 dosi, droga che viene sciolta nelle bibite per l'assunzione. Si tratta di stupefacente che solitamente viene utilizzato dai ragazzi che cercano lo sballo nei locali. Durante la perquisizione è stata anche trovata e sequestrata una considerevole somma di denaro, oltre 3.500 euro in contanti, ritenuto probabile provento dello smercio dello stupefacente. Fra poco vedremo in azione le sentinelle dell'aria, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta il telegiornale di Venezia, proprio in centro storico. Andiamo adesso per vedere la passeggiata delle associazioni veneziane per protestare contro le cattive condizioni dell'aria. Eccoli, mascherina antismog in faccia e volantino ambientalista in mano, adulti e piccini insieme a sfilare dalle 11 in corteo per Venezia, con partenza da Riva Cadidio, preoccupati per le malattie ambientali dovute all'inquinamento. Siamo qui oggi per fare una passeggiata sensibilizzatrice di problemi dell'ambiente, che si pensa che Venezia non sia inquinata, ma è inquinatissima. I problemi sono globali, però noi cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica e la cittadinanza per quanto riguarda la nostra città. L'ultimo studio epidemiologico sull'impatto delle polveri sottili che ha coinvolto le città storiche risale al periodo 2002-2006, denunciano le associazioni. Chiedono all'amministrazione comunale di tornare a puntare i riflettori su questo tema tanto caro alla gente. Spesso quando si pensa a Venezia non si pensa direttamente all'inquinamento ambientale, e invece abbiamo scoperto che Venezia è una delle città più inquinate d'Italia. Abbiamo deciso oggi di vagliare 4 punti fondamentali, quindi la plastica, la raccolta differenziata, l'inquinamento dell'aria e soprattutto Venezia, la laguna e la sua situazione delle maree. Troppi gli sforamenti delle PM10 qui e delle più sottili 2,5, affermano. Anche per quanto riguarda le PM2,5, che rappresentano il 60% poi delle PM10, sono pericolose perché raggiungono gli alveoli polmonari e danno origine anche a tumori ai polmoni e ai bronchi. Per queste PM2,5 c'è la centralina di Parco della Bissuola che da 3 anni registra dei fuori legge e va oltre a quei famosi 25 microgrammi su metro cubo come concentrazione media annuale. In questi giorni l'arrivo della circolare del Ministro dell'Istruzione Bussetti, che invita gli insegnanti a garantire un momento di riposo a studenti e famiglie, insomma meno compiti per le vacanze di Natale. Sentiamo cosa ne pensano i veneziani. Vabbè, forse per le vacanze di Natale sì, però poi per le vacanze comunque estive forse è pure una cosa positiva avere dei compiti, no? Alla vigilia del primo appuntamento dell'anno con i compiti per le vacanze, l'invito rivolto agli insegnanti dal ministro Bussetti di caricare meno gli studenti per privilegiarne il riposo assieme alle famiglie è stato accolto da reazioni di segno opposto. I più critici sono proprio gli insegnanti, a cui l'annuncio è parso un'ingerenza bella e buona sulla libertà di insegnamento e l'autonomia dei docenti. Il ministro, spiega l'ANIEF, farebbe bene a risolvere i problemi della scuola a partire dal precariato e dalla continuità didattica, dal rispetto per una professione che sembra non avere più il diritto di dovere perfino assegnare dei compiti per esercitare e valutare i suoi studenti. Di tutt'altro avviso le famiglie. Sembra possibile che ai bambini non vengano dati compiti per le vacanze, per dare... anche Poaretti. Ne penso che sarebbe corretto che facessero vacanza insieme ai genitori. Però qualcosa per tenere in esercizio la mente sta bene, quindi moderati. Io sono per pochi compiti, perché almeno si ha un po' di tempo di stare in famiglia e muoversi anche fuori. Se hanno voglia fanno e possono avere pochi compiti, se ne hanno tanti, se non hanno voglia non fanno.
tutto dipende dal ragazzo, dal bambino, se vuol farlo o no, ecco, dalla voglia che ha di studiare. Secondo l'Ocse, gli alunni italiani sono quelli a cui vengono assegnati più compiti, ma pur essendo fra i più tartassati, dietro solo ai ragazzi russi, il profitto non è direttamente proporzionale alle ore passate sui libri ed è inferiore alla media di tutti i paesi. Non dico eccessivi, però insomma un minimo, non proprio niente, no. Altrimenti no, non è molto educativo secondo me. Non sarebbe giusto caricarli tantissimo, qualcosa sì, perché altrimenti si dimenticano proprio tutto in 3 mesi. Ho visto anch'io una ragazzina di 13 anni, quindi... Adesso il nostro viaggio tra i presepi del Veneziano, andiamo a vedere l'attività realizzata da un negozio, la pulitura 3 ponti proprio a Venezia. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child. Tante le attività stiamo guardando in questi giorni, questo è un presepe in vetrina, ma ci sono poi anche quelli a casa vostra, allora se volete segnalarci i vostri presepi, come sempre, redazione@antena3.it per scrivere una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, 351 175 5340 per sms o WhatsApp. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma tempo in prevalenza buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso anche coperto. Il tempo risulterà più asciutto e anche soleggiato al mattino. Col passare delle ore precipitazioni via via più diffuse e localmente anche miste a neve sui settori occidentali della nostra regione. Temperature fredde con minime tra -5 e -1. Massime comprese invece tra 2 e 5 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione un po' diversa sulla nostra regione, dove invece il tempo si manterrà in genere più asciutto e stabile e anche soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata non si esclude qualche pioggia a carattere sparso. Temperature fredde con minime comprese tra -4 e -1 grado. Massime oscillanti invece tra 3 e 6 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto simile, con la grafica che ci mostra una giornata asciutta e stabile. Ampio soleggiamento infatti su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime si attesteranno intorno ai -3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 4 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci.